Tribunale dispone che vengano assunte in primo luogo le prove così come indicate nell'ordinanza del 12 luglio 2021, maggio, insomma nell'ordinanza che ha disposto sulle prove, va bene? Quindi assumeremo prima le prove già appunto indicate in quell'ordinanza, vale a dire l'esame del stesso Manti e dei collaboratori di giustizia. Sì, ci sarebbe anche il maresciallo Valente che oggi non ha riferito proprio perché ci riservavamo di verificare se c'erano altri fatti relativi al 416 bis che oggi non abbiamo. Ed eventualmente anche il test Valenti, se il pubblico ministero ritiene che debba essere completato l'esame del test che abbiamo aspettato oggi. E quindi sulla richiesta di sentire gli amministratori giudiziari allo Stato permane una riserva da parte del Collegio. Va bene Presidente, nel frattempo produco l'allegato C020 del quale avevo fatto menzione prima, che sono i riferimenti RIT, utenza, utilizzatore, data inizio, data fine. C'è accordo quindi sulla acquisizione? Sì, su questo non credo che ci fosse stato proprio. Va bene, sull'accordo delle parti viene acquisito allegato denominato C020. Quindi pubblico ministero, alla prossima udienza che cosa? Quindi alla prossima udienza io non so adesso qual è il tempo che abbiamo a disposizione. La data è quella del 29 ottobre. Il 29 ottobre? 29 ottobre a partire però dalle 11:30. Cioè solo questa data, possibile? Poi andiamo al mese successivo perché siamo legati all'aula che chiaramente. Va bene, quindi 29 ottobre ore 11? Ore 11:30. Le date successive che possiamo già indicare sono il 26 novembre e il 17 dicembre. Ora, pubblico ministero, nella prossima udienza chi intende sentire? Allora, io potrei finire con i due testi di PG e se voi avete, diciamo, spazio, sentire un collaboratore. Allora, l'udienza del 29 ottobre potrà essere dedicata a questo processo a partire dalle 11:30. E allora finiamo la prova sull'articolo 7, così facciamo tutta la produzione documentale e ci sarà il controesame delle difese, quindi forse va bene così. Il pubblico ministero quindi citerà per la prossima udienza Manti e quindi, Valenti. Sicuramente Manti ed eventualmente anche Valente sulle circostanze che oggi non devo fare un attimo mente locale per capire quali documenti produrre, quindi ma comunque sempre diciamo sull'aggravante, su quello che è il capo a me. Va bene, Manti e Valente. Presidente, come termine invece di durata dell'udienza, quella del 29 ottobre, perché forse potremmo anche inserire un 210, perché dipende dai tempi che il Tribunale non può preventivare. L'udienza, ripeto, non prima delle 11:30 perché. Ma i 210 della mia lista sono stati ammessi. Un collaboratore, così. Sì. Pensavo che dicesse che è giusto. No, quelli sono stati ammessi, per questo dico magari potremmo cominciare a sentire anche qualche collaboratore. Non so, pubblico ministero, ci fa lei. Presidente, di solito i collaboratori non è che sono velocissimi, io posso, ecco, per esempio di Domenico non dovrebbe essere, l'ho sentito l'altro giorno in udienza sulle stesse circostanze, se sostanzialmente perché sempre sull'aggravante in un altro procedimento che è proprio quello della Geni che adesso sta a dibattimento, lo stralcio che non è andato in abbreviato. Quindi vuole inserire anche l'esame di Domenico? Potrebbe essere di Domenico che sostanzialmente mi è risultato poco impegnativo, però era un dibattimento nel quale non c'erano queste difese in controesame, quindi mi sembra un po' difficile che no, nel senso che voi avete
una conoscenza, volevo dire che avete una conoscenza delle dichiarazioni dei collaboratori e diciamo avete delle posizioni ben più importanti rispetto a quelle che avevo in quell'udienza, quindi diciamo... mi sembra realistico sentire anche questo collaboratore oppure no? È inutile che organizziamo il tutto. Lo possiamo citare? Come dite? Bene, certo, di solito questo è un collaboratore di giustizia, quindi tendenzialmente di solito lo cita il tribunale perché deve essere stabilito il videocollegamento, non so nemmeno... Quindi va sentito mediante videoconferenza? Mediante videocollegamento e con l'avvocato, come 210. 17 dicembre. Magari metto la mascherina. No, ancora no, il 26 novembre, il 17 dicembre. Non ho indicato su quali interrogatori perché oggettivamente io ho visto che ha reso delle dichiarazioni dibattimentali e quindi ci sono dei verbali che ho che in questo procedimento perché qui siamo andati con immediato. Questi di dibattimento. Adesso diciamo chiaramente le date non me le ricordo, però alla fine abbiamo fatto un'escursione che è un po' è stata a prescindere dai verbali perché poi le circostanze sono state sulla sua storia criminale, sulla sua collaborazione, sulle difficoltà che ha avuto durante la collaborazione, su tentativi di far interrompere la collaborazione. È comunque un test, al di là del fatto che sia un collaboratore io gli potrei chiedere qualsiasi cosa senza contestargli niente, non è... Allora, intanto per dare risposta alla domanda sugli orari delle udienze di novembre e di dicembre, il 26 novembre alle ore 11:30 e alle ore 11:30, il 17 dicembre ore 9. Allora, quindi rimaniamo per la prossima udienza, nel senso che verrà sentito anche questo signore Di Domenico? Però, Presidente, sì, per carità, noi abbiamo iniziato a celebrare il processo, questo è il segnale che vorremmo dare al Tribunale, però vorremmo capire un attimo quali sono i verbali depositati, quali altri interpretazioni, per avere un minimo canovaccio, per orientarci, perché... Può dare questa indicazione pubblicamente? Al momento no, Presidente, ma tutti gli atti che sono nel fascicolo Comunque nel fascicolo del PM ci saranno questi verbali del signor Di Domenico, immagino, quindi sicuramente. Non dovrebbe essere complicato rintracciarli? Qual è il problema? Ha fatto riferimento a verbali che non sono fascicoli, evidentemente, No, ha fatto riferimento a verbali dibattimentali, se ce li deposita così noi per l'udienza prossima, insieme a quel CD, ci deposita anche verbali dibattimentali. Capito bene, l'avvocato Merluzzi chiede che il PM depositi eventuali verbali ulteriori resi dal Di Domenico, non presenti nel fascicolo del PM, nel caso in cui il pubblico ministero intendesse rivolgere domande anche sul contenuto di tali verbali. Perfetto. Ecco, il PM che cosa risponde? Il PM si riserva di effettuare questo deposito non lo so, quando è l'udienza? 29 ottobre? Nel termine di 7 giorni. Il pubblico ministero si impegna a depositare. Dove li deposita? Scusi, nel fascicolo del PM ove non dovessero essere presenti, se ne tali eventuali verbali. Io adesso a memoria, siccome poi alla fine... Nel termine di 7 giorni prima dell'udienza del 29 ottobre. Io già so però. Allora, abbiamo detto che il Di Domenico dovrà essere sentito mediante videoconferenza. E con le 210. Come si chiama esattamente? Marcello, Di Domenico Marcello, dovrebbe essere indicato con le generalità in lista test. Sì. E indicato anche il difensore, il pubblico ministero? Il difensore il nome non lo so perché ogni volta si verifica sul momento perché... Quindi da citare presso il servizio di protezione, sì. questo signore? Sì. Però deve essere sentito con l'assistenza del difensore. Chi è il difensore? Al servizio di protezione lo sanno, io non...
Posso informarmi se volete insomma, e agevolare in questo la cancelleria, ma credo che una volta che Va chiamano bene, per quindi fissare... Di Domenico verrà citato presso il servizio di protezione a cura della cancelleria e dovrà altresì predisporre videoconferenza per l'esame a distanza dello stesso Di Domenico. Presidente, prima che chiude definitivamente il verbale, c'era Capasso che voleva rendere una brevissima dichiarazione. È munito di microfono il signor Capasso? Sì, magari se lo fate un attimo avvicinare un microfono, gli date un microfono, perché altrimenti non registriamo quello che viene detto. Arrivederci. Arrivederci. Buongiorno a lei. Il rinvio è in aula a corso, sì, ma adesso dobbiamo completare la parte relativa al rinvio. 2. Manti, forse anche Valenti, più questo signore Di Domenico Marcello. Signor Presidente, buonasera. Allora, vi ringrazio per la volta scorsa che sono riuscito a ritornare a casa per i domiciliari il giorno 15 di luglio. E, dal momento che ho commesso una piccolezza a Ferragosto, che mi trovavo da solo a casa, sempre per i fini lavorativi, perché il lavoro da 8 anni a questa parte mi ha solo massacrato, cercavo di realizzarmi lavorativamente e invece puntualmente vedo sempre che continuo ad avere ripercussioni, sempre perché ho sempre lavorato. Con una piccolezza, che a volte le piccolezze sono più pesanti dei reati, mi ritrovavo da solo a casa il 14 agosto per pagare un fornitore. Sono sceso giù alle scale. Signor Capasso, su questa questione Sono sceso giù alle scale e mi ritrovo. difesa di un'ordinanza del tribunale. Volevo solo darvi una spiegazione, perché mi trovavo da solo a casa. È stata data Tramite mail la settimana scorsa ho avuto la bella notizia che la mia ragazza è in attesa. Vorrei magari poter ritornare a casa e non perdere di nuovo, come già è successo in passato, che abbiamo perso una creatura. Quindi è solo per questo. Grazie. Grazie. Allora, il Tribunale quindi rinvia all'udienza del 29 ottobre ore 11:30 per l'esame dei testi che abbiamo detto, Manti, Valenti e Di Domenico, in aula Occorsio, quindi in quest'aula. Dispone videoconferenza con gli imputati Moccia Angelo e Moccia Gennaro, dispone la traduzione di Capasso ed Esposito, autorizza l'imputato Parsi Francesco a comparire, a uscire dal domicilio per comparire in udienza. Sulla videoconferenza abbiamo detto anche per quanto riguarda il Di Domenico, quindi mi pare che non ci sia altro, ci aggiorniamo al 29 ottobre. Grazie. Grazie. Allora possiamo chiudere il collegamento. Grazie, arrivederci.